Buonasera a tutti. Sì, Alessandro Gasparetto mi ha chiesto di intervenire questa sera per spiegare cos'è il modello organizzativo e come può aiutare le imprese in questo percorso virtuoso verso la legalità. Il decreto legislativo 231 del 2001 nasce per prevedere nell'ambito dell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti, cioè anche le società possono essere passibili di sanzioni sia di tipo pecuniario o anche interdittivo nel momento in cui gli esponenti aziendali commettono dei reati, c'è un elenco tassativo di reati previsti dalla 231 nell'interesse o vantaggio della società. Questo significa che l'ente viene sanzionato nel momento in cui alcuni esponenti entrano in contatto con associazioni criminali perché vogliono ottenere dei vantaggi per la società e quindi in qualche modo creano un sodalizio criminoso con queste società colluse evidentemente con la criminalità nell'interesse o vantaggio dell'ente. Ho sentito prima parlare del fatto che poi queste società che sono colluse con le associazioni criminali propongono condizioni di mercato particolarmente vantaggiose o nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti propongono condizioni economiche o magari autorizzazioni ministeriali per l'esercizio della professione che non vengono richieste. Ecco, in tutti questi casi è molto probabile che i soggetti con cui si interfaccia la società non siano soggetti puliti, ma che appunto dietro ci siano delle associazioni criminali. Come fa una società a impedire che gli esponenti stessi della società o anche dipendenti nella costante corsa di ottenere dei vantaggi economici possano poi venire in contatto con questi soggetti? Le società possono dotarsi su base volontaria, perché la normativa 231 non impone un obbligo ma è una dotazione su base volontaria. Devo dire su questo IQT per esempio è stata particolarmente virtuosa. Possono appunto dotarsi di modelli organizzativi che, se efficacemente attuati all'interno dell'organizzazione, quindi non devono essere dei semplici pezzi di carta o delle dichiarazioni di principio, saremo sempre connessi alla legalità e saremo sempre bravissimi, non è questo, ma nell'ambito della operatività di tutti i giorni, in tutti i processi aziendali, devono applicare principi di comportamento comunque legati alla correttezza delle attività imprenditoriali e mettere anche in pista determinati controlli proprio onde evitare che poi nella vita di tutti i giorni, ripeto, il dipendente affannato di voler ottenere particolari vantaggi, bonus per se stessi o comunque vari vantaggi competitivi possa poi immettersi in relazioni di business con soggetti poco puliti e poi coinvolgere tutta l'attività, tutta la società in partnership non poco pulite. Ecco. Nell'ambito del modello organizzativo 231 i reati presupposto sono anche quelli legati alla criminalità organizzata, quindi se un ente, quindi una società commette un reato di criminalità organizzata comunque è passibile di sanzione. Anche i reati di riciclaggio sono contemplati nel decreto 231. Ad esempio la condotta della richiesta della falsa fatturazione è qualcosa che comunque può portare poi a una responsabilità 231, quindi il legislatore sta cercando di ampliare il novero di questi reati proprio per sensibilizzare e responsabilizzare le società nel porre in essere i controlli di cui dicevamo prima, che poi controlli e procedure aziendali sono finalizzate proprio a mettere alla porta potenziali clienti che ci chiedono di magari chiudere un occhio nell'ambito della direzione lavori sulle verifiche di onorabilità dei soggetti subappaltatori o magari subappaltatori che non
applicano in senso stretto le norme sulla salute e la sicurezza per i lavoratori, quindi il decreto legislativo 8108, perché magari cercano di risparmiare sui costi della salute dei lavoratori, la vediamo tutti i giorni questo cosa comporta. Ecco, dobbiamo cercare di presidiare queste attività e di mettere appunto alla porta potenziali clienti che fanno questo tipo di richieste, fornitori che si propongono condizioni di fornitura che non sono di mercato, anche quello è un campanello, o magari appunto qualche società, anche società di persone o piccole società, che hanno come legale rappresentante la signora Maria Rossi pensionata. Ecco, quello deve farci venire forse il dubbio, certo, che non sono poi tanto trasparenti, ecco, come minimo. Posso farti una domanda? Sì. Ma come si fa? Come si fa? Allora, le procedure che noi scriviamo proprio nero su bianco prevedono dei controlli preventivi, cioè andare a fare una banale visura camerale dove appunto c'è scritto che il legale rappresentante di quella società è Maria Rossi pensionata, andare a vedere su Google se il legale rappresentante è comunque già stato coinvolto in qualche procedimento penale. Anche quello che sentivamo nella rappresentazione teatrale, ma io ho visto che c'era la pubblicità sul Mattino di Padova, ma mi sembra un po' poco come controllo di onorabilità. Forse se avessero verificato appunto chi erano questi soggetti. E questa è una procedura operativa standard? Standard, e noi abbiamo proprio consigliato l'istituzione di un ufficio gare nelle società in cui facciamo consulenza, tra cui IQT, per cui ci sono delle persone che tutti i giorni chiedono alle controparti una dichiarazione proprio di determinati requisiti, quindi si fa proprio una selezione la chiamiamo proprio di onorabilità. Non dico che un soggetto che magari si è macchiato in passato di qualche condotta perché magari su Google ha avuto un'indagine debba essere marchiato a vita, però quello è un indice, è un indicatore di anomalia. Gli indicatori possono essere tanti, dal comportamento reticente del cliente che non mi vuole dare informazioni, la movimentazione di denaro, mi chiedono la falsa fatturazione, non si capisce bene qual è effettivamente il flusso, no, del denaro. Sono tutti indicatori di anomalia che messi insieme. E questa è l'attività dell'organismo di vigilanza? Questa è l'attività di una società che si dota di un modello organizzativo, e l'organismo di vigilanza è sempre previsto dal decreto 231 come un organismo esterno alla società che supporta e aiuta la società, l'impresa in queste attività che comunque sono molto impegnative. Certo. L'organismo di vigilanza può essere, di solito un organismo di 2 o 3 soggetti, ci possono essere dei dipendenti o anche dei consulenti esterni che fanno parte di questo organismo, e l'organismo supporta, vigila, controlla, verifica. C'è proprio un'attività anche di interviste alle persone tutti i giorni per chiedere come va. Ci sono dei canali di segnalazione, adesso va anche, forse qualcuno avrà sentito il whistleblowing, cioè quella normativa che è stata recentemente adottata anche in Italia, è una direttiva comunitaria che per fortuna è stata adottata anche in Italia, dove si permette al soggetto di segnalare attività magari nel proprio ufficio non trasparenti, e poi tutelandolo, diciamo così. Tutelando se stesso ovviamente e tutelando anche la società, perché nel momento in cui la società entra in contatto con soggetti poco puliti non solo rischia la sanzione, rischia la chiusura, l'interdizione poi dal poter avere rapporti con la pubblica amministrazione, rischia di non poter partecipare alle gare pubbliche. C'è un rischio reputazionale perché poi certo, gli eventuali clienti non si rivolgono più a te e alla fine quel dipendente magari rischierà in sostanza il posto di lavoro perché la continuità aziendale viene messa a rischio. Era una domanda che ti volevo fare: a che livello dell'organizzazione vengono date queste informazioni generalmente? Allora, nella struttura organizzativa? Nella struttura organizzativa ci sono ovviamente più livelli e la governance, un disegno di governance è un termine inglese che significa dare una definizione di ruoli e responsabilità alle persone. Ovviamente l'imprenditore, l'organo dirigente è il primo soggetto che si deve porre ovviamente questo tipo di dubbi. Ci sono poi ovviamente i dipendenti preposti anche a questo tipo di controlli,
E ci sono anche i consulenti esterni. Io sono un avvocato, faccio consulenza esterna alle aziende. Secondo me, quando ne parlavo anche con Alessandro, anche gli ingegneri nell'ambito della loro attività professionale possono porsi in questo ambito, perché nella catena, no, nella filiera di soggetti, nella direzione lavori, piuttosto appunto nelle attività di appalto, certamente hanno a che fare con soggetti, scusate se uso il termine certamente, ma dico probabilmente, ecco, può darsi che, può darsi diciamo che possano entrare in contatto con questo tipo di soggetti. Poi per fortuna degli ingegneri non esiste un obbligo di segnalazione di operazione sospetta come ce l'abbiamo noi avvocati, perché per fortuna la normativa antiriciclaggio è prevista per i commercialisti, gli avvocati, non gli ingegneri, ma comunque gli ordini professionali impongono comunque codici di comportamento, certo, codice etico. e Proprio codici il etici. motivo per il quale siamo qui, insomma, in qualche maniera. Esatto, no? Per l'attività di formazione e la diffusione di questi principi è altrettanto importante. Questo è il motivo per cui siamo qui stasera. E così l'ultimo commento: mi ha fatto molto piacere che la mia attività di formazione in ICT insomma la vedo ben pregnante. Infatti Alessandro, senza che ci fossimo preparati, ha ben esposto i contenuti della 231. Grazie mille. Grazie a tutti.